Angelica che, come sua abitudine, si è recata al mercato. Andiamo a vedere cosa ha da raccontarci. Buongiorno a tutti, buon Natale! Ma che bello sono ancora qui nel mio mercatone a scegliere tutti i prodotti per queste feste natalizie. Lalli, senti, pigliami un po' quel bel broccolo romano, fammelo vedere. Ma sono belli entrambi. Mi raccomando, dovete scegliere sempre questi a forma di piramide e quando li pulite togliete per bene tutte le foglie esterne e dovete prendere solo le cimette. Poi potete pelare il gambolo, tagliate a pezzetti e lo lessate. Ho preso tutto. Ah, manca il baccalà. Vado. Romolo, fammi vedere un po' questo baccalà com'è. Dissalato a casa, vi raccomando, guardate la compattezza, deve essere di questo colore perlato. Sapete come si dissala il baccalà? Lo fate a pezzi e lo mettete per i primi 2 giorni in una bacinella nella parte bassa del frigo e non lo dovete toccare né guardare niente. Dopo i 2 giorni che si è gonfiato tutto, per altri 4 giorni lo sciacquate mattina e sera. Questo era il consiglio di mia nonna che era una napoletana doc. La spesa è finita tutta, il baccalà l'ho comprato. Flavio, sto arrivando! Sto arrivando! Sei arrivata, eccoli qua! Arrivata. Come va? Bene! Buon Natale!